Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti alla diretta in Facebook della rubrica del venerdì per l'urlo un caffè con e tra poco vi andrò a presentare chi è l'ospite speciale di oggi, l'ospite con cui prenderemo il nostro consueto caffè virtuale del venerdì. Come potete vedere e come appunto avete già vi state già abituando in queste ultime settimane, il caffè nella sua versione un po' più primaverile e estiva non lo prendiamo già come si faceva in inverno all'interno della libreria o comunque all'interno di posti chiusi, ma approfittiamo di questo magnifico sole, per non dire caldo, per andarci a fare proprio una passeggiata, una chiacchierata appunto con questo caffè virtuale in alcuni che sono, diciamo, i posti storici, nevralgici, strategici o comunque di particolare importanza appunto della nostra città, e ce ne sono veramente tanti, ne ho tanti in programma, tanti altri che vi farò vedere, ma a differenza della settimana scorsa, in cui vi ricordo eravamo al Bastione degli Infetti, l'ospite di oggi non ha un diretto collegamento col posto dove ci troviamo. Allora, per i catanesi più esperti, già da quello che si vede alle mie spalle, già si capisce un po' dove ci troviamo. Allora faccio qualche passo avanti perché così almeno ve lo faccio vedere meglio. Ci troviamo esattamente, ecco, vedete? In questo momento appunto siamo sotto Porta Garibaldi, o come piace chiamarla a noi della zona, o Ufuttino, o comunque Porta Ferdinandea. Magari chissà, proprio col nostro ospite ci troveremo anche modo di chiacchierare del perché e del significato di questa porta. Allora, ci troviamo in questo posto, alle mie spalle, ecco, da quest'altra parte potete vedere Piazza Palestro, naturalmente lo conosciamo tutti, mentre proprio dietro di me, perfettamente incastonata, la cupola di Piazza Duomo, che crea un effetto scenico veramente pazzesco. Ma non tergiverstiamo oltre e andiamo a conoscere proprio l'ospite di oggi. Stiamo parlando di, aspettate un attimo che giro la camera, di Orazio Maria Valastro, autore, scrittore e formatore. Eh, ecco, lì ci stava arrivando. Allora, intanto, se vuoi possiamo o rimanere qui magari tipo all'ombra o fare due passi, come dici tu. Facciamo due passi. Allora, formatore autobiografico. Che cosa significa? Allora, diciamo che sono una persona che incontra altre persone che in gruppo insieme a me fanno un percorso Ah, esperienziale, un percorso che li porta a scrivere la propria storia di vita. Quindi formatore, nel senso che preparo questo viaggio e cerco di far fare a tutti un'esperienza che li possa condurre piano piano a realizzare un'autobiografia di una parte o di una parte importante della storia della propria vita. quindi quelli che tieni, cioè, si possono chiamare laboratori o corsi o gruppi? Diciamo, io preferisco definire atelier, Atelier, in modo tale meraviglioso. che ci sia anche dentro il concetto anche di creazione, Ottimo. atelier di narrazione e scrittura di sé. Quindi non si tratta semplicemente appunto di, come ce ne sono tanti ultimamente, di corsi di scrittura, ma qualcosa di ancora più specifico che magari include anche un percorso personale, no? Appunto trattandosi di scrittura autobiografica. Sì, non sono corsi perché non sono lì io Cioè appunto, come persona a dare delle regole, a dire come si deve scrivere, come si deve fare, non sono delle lezioni sulla scrittura vedi, mettiamoci autobiografica. all'ombra che è meglio. Sono invece degli incontri Ah, dove si fa l'esperienza della scrittura autobiografica partendo da una serie di sollecitazioni che io insieme anche al gruppo ci diamo l'uno l'altro e che ci portano poi a narrare e scrivere della nostra storia di vita. ma allora, una domanda che volevo farti, allora, intanto
procediamo con ordine. Tu hai scritto e hai appena pubblicato proprio un libro su questo argomento. Sì, il libro che è stato pubblicato non recentemente, ma è un libro importante per me e per tutte Ah. le persone che sono citate in questo libro. Si chiama Diario di un formatore autobiografico. È in qualche modo il diario di tanti anni di esperienza, diciamo dal 2005 al 2015-16, in cui io faccio una riflessione su cos'è l'esperienza del viaggio nella scrittura autobiografica, e quindi chi legge è accompagnato attraverso la mia riflessione sull'esperienza che ho avuto con questi gruppi anche dalle scritture autobiografiche che poi sono nate nel corso di queste esperienze, e il lettore viene accompagnato passo passo da me e da tutte le autrici e gli autori citati. Sono più di 50 le opere citate, sono state create, hanno preso forma, hanno preso vita nel corso di questi anni. E quindi può essere accompagnato per comprendere che tipo di esperienza hanno fatto, cosa significa viaggiare nel movimento della scrittura di sé e dove ci porta. Allora, è interessante il fatto che tu nel titolo hai utilizzato una parola che ha molto a che vedere appunto soprattutto con la scrittura autobiografica, che è diario. Allora, so che ti è stata già fatta qualche ora fa questa domanda. Che corrispondenza c'è, per esempio, tra la forma diaristica e la scrittura autobiografica? Ma se vuoi, il diario si tiene quasi giornalmente, no? È un Ah. quaderno, un altro tipo di supporto in cui scriviamo riflessioni, pensieri, in modo così estemporaneo, quando ne abbiamo voglia, quando ne abbiamo desiderio. La scrittura autobiografica cerca di mettere insieme questi vari pensieri e farci fare un percorso che diventi anche un processo che, mettendo insieme questi vari pensieri, ci porti ad avere una nuova consapevolezza nel corso di questa esperienza di scrittura. E un po' io in questo libro, una delle grandi metafore che utilizzo è quella del funambolo. Ah. Quindi siamo tutte delle funambole o dei funamboli, perché partiamo da un punto incerti, cominciamo a incamminarci su questa fune, dall'alto possiamo guardare il flusso dell'esistenza rispetto alla quale poi prendiamo una decisione. In quale momento della nostra storia vogliamo e desideriamo, e ci è possibile per tutte noi e tutti noi cominciare a evocare qualcosa, sia un sentimento, un'immagine, una canzone, un fatto, e su quelli iniziare a scrivere. Forse un'altra differenza con il diario, effettivamente questa è una cosa a cui non avevo pensato, il diario è una cosa metodica che si scrive tutti i giorni, però forse un'altra differenza è il fatto che magari tipo il diario lo si scrive più per se stessi forse, o magari per annotare delle cose, mentre la scrittura autobiografica, la scrittura in generale, se noi pensiamo alla scrittura pensiamo anche alla pubblicazione, quindi a qualcosa che può leggere qualcun altro. E allora a questo punto dico, allora, dove avviene quel passaggio in cui una persona che capisce che vuole scrivere qualcosa o che sente il bisogno, l'esigenza di scrivere qualcosa, eh, quanto la cosa che magari appunto lo scrittore vuole scrivere può interessare a eventuali futuri lettori. Cioè si può anche scrivere per esempio per se stessi, Allora, senza per forza pubblicare o... essenzialmente consiglio a tutte e a tutti di scrivere per se stessi. Questa è, diciamo, una delle regole fondamentali per iniziare a scrivere. Ma io ho utilizzato la parola diario perché volevo sollecitare l'attenzione su un percorso e su come questo venga documentato da una sorta di diario che è intellettuale, se vuoi, allo stesso tempo, ma anche esperienziale. È un diario Ma anche nel caso quello. specifico del libro, tu insieme agli altri autori raccontate appunto la vostra esperienza, quindi Raccontiamo comunque già l'esperienza. questa pubblicazione ha un senso nel suo essere appunto Poi è formativo, no? un diario collettivo, se Certo. vuoi, allo stesso tempo diventa un diario collettivo, però è formativo perché noi facciamo, insieme alle persone citate, insieme a me, facciamo questo percorso anche solo leggendo. Anche l'attività di lettura è un'attività di formazione e Splendido. ci porta a fare quel percorso, anzi a seguire questi vari percorsi che ognuno delle persone ha fatto,
per immedesimarci, condividere emozioni e sentimenti rispetto al viaggio, alle attese di questo viaggio che è poi la scrittura di sé. Senti, ma la scrittura può anche essere terapeutica? Allora la scrittura è anche terapeutica. A me, utilizzando questo termine, mi piace sempre pensare che è una forma di terapia Di autoanalisi, di no? autoanalisi, ma è una terapia del benessere o della serenità, per acquisire benessere o Bello. serenità. Allora, più che terapia nel senso cura di sé, ma non delegando a qualcuno il concetto di cura o come deve essere realizzata questa cura o il senso da dare a queste storie che poi si vanno narrando e scrivendo, ma diventando consapevoli che siamo noi che stiamo scrivendo, siamo noi a formulare e dare senso, a restituire senso alla nostra storia, e quindi questa cura di sé la dobbiamo, è una cosa che diventa una responsabilità individuale, ma allo stesso tempo del gruppo che si prende cura, ognuno si prende cura l'uno dell'altro, e anche collettiva nel momento in cui noi siamo disposti all'ascolto, a condividere queste scritture senza giudicarle, ma cercando attraverso un ascolto sensibile di Mhm. sé e dell'altro a accoglierle e essere in grado di cogliere anche questa generazione di senso che ci sollecitano queste scritture. Ottimo. E quando si... Allora, quando per esempio si decide che ciò che si è scritto, per esempio, tipo, vale la pena anche di poterlo... è particolarmente interessante e può magari anche giovare ad altri. Quindi suppongo, tipo, si passa ad una fase successiva dopo della scrittura, non è più la scrittura per se stessi, ma è la scrittura per altri, no? Eh, Noi ci rendiamo conto quando iniziamo a scrivere, ma io... ancora prima di scrivere nei gruppi che io conduco e insieme noi partiamo da immagini, disegni, partiamo da narrazioni piuttosto che dalla scrittura. Successivamente Ecco, per esempio, andiamo sulla era una domanda scrittura. che volevo farti successivamente e poi ci ritorniamo. Quanto è importante la lettura per la scrittura? O prima della scrittura o durante la La scrittura? lettura è fondamentale anche quella, fa parte anche di questo viaggio, se voi condividendo insieme delle narrazioni che poi Mhm. diventano delle scritture e condividendo queste scritture uno con l'altro, noi siamo anche nella posizione, nella postura dell'ascolto di quella lettura e da quella lettura ci lasciamo sollecitare, e questa circolarità all'interno dei gruppi di narrazione e scritture di sé si mantiene non solo nell'ordine che ci diamo, nell'intervenire senza giudicare nessuno, lasciando a tutti la possibilità di poter condividere se ha desiderio di farlo, oppure di non condividere quello che vuole narrare o vuole scrivere, e ascoltando gli altri attiviamo questa circolarità che ci aiuta a generare e a cogliere quel senso che queste letture ci restituiscono. Senti, beh, a volte da libraio, no, mi è capitato che mi hanno proposto dei libri, a volte per esempio tipo anche di ragazzini o ragazzine di 22-23 anni, allora quando, dico, ok, quando chiedo di che cosa stiamo parlando, una biografia, la mia biografia, al che voglio dire, io da relativamente giovane dico ok, una biografia di 22 anni, di un ragazzo di 22 anni, complimenti, però molto spesso mi capita di avere a che fare con gente che pensa di aver fatto delle cose straordinarie nella propria vita, quando poi in realtà magari sono delle cose estremamente comuni. Ti è mai capitato, per esempio, che ci siano stati tipo casi di questo genere, o magari tipo persone che erano convinte di magari tipo voler pubblicare o voler scrivere qualcosa di particolarmente eccezionale quando poi alla fine stavano raccontando un po' la loro vita, o di contro per esempio di persone che magari hanno semplicemente raccontato una loro esperienza che da parte tua o degli altri editori effettivamente era stata particolarmente forte, interessante e anche utile. Allora dobbiamo anche capire in qual è lo stato d'animo che porta le persone a dirsi voglio raggiungere questo gruppo che per un anno si incontra in modo Mhm. periodico e insieme a loro fare questa esperienza. Solitamente quando si fa questa scelta non si parte col presupposto di farsi aiutare per scrivere un libro che vorrei pubblicare. Mm. Forse in qualcuno c'è questo desiderio, ma si è poi trascinati insieme agli altri a cercare di andare oltre la scrittura narcisistica, no? Ecco, Andare oltre il benissimo. fatto di rappresentare se stessi come accade nel quotidiano,
sul posto di lavoro, con gli amici, in famiglia, diamo una certa rappresentazione di noi in funzione delle relazioni, del contesto in cui ci troviamo. Certo. Con la scrittura invece riusciamo a cogliere che c'è questo superare una autorappresentazione di sé fino a se stessi nel momento in cui facciamo questo percorso sinceramente e accogliamo noi e gli altri, con l'aiuto anche degli altri, questa possibilità che ci dà la scrittura, il movimento della scrittura, di accompagnare una sorta di contemplazione della propria storia per guardarla dall'esterno e lasciarci trasformare dai racconti che andiamo scrivendo e cercare di cogliere questa trasformazione che diventa un'ulteriore consapevolezza e che ci porta in qualche modo ad avere questo sguardo come avendo accesso a questo bellissimo portale, a questa porta. Ecco, noi possiamo decidere di entrare e uscire dall'altra parte e uscire in qualche modo anche consapevoli che forse uscendo non saremo più le stesse persone quando abbiamo iniziato a camminare e fare questo percorso per entrare attraverso questa porta. Ecco, quella porta ci porterà in un altrove diversamente, con una diversa consapevolezza e responsabilità nei nostri confronti e nei confronti degli altri, perché scrivere di sé e poi avere il desiderio di condividere ciò che abbiamo scritto, innanzitutto comporta il fatto, è importantissimo, che abbiamo dato il giusto valore alla nostra storia, che non sia una storia eccezionale, eroica o comunque quotidiana. Ecco, ma ha la sua importanza. Allora, perché testimonia qualcosa? Perché può testimoniare qualcosa nei confronti delle persone con cui viviamo, più vicine a noi, perché non abbiamo mai avuto l'occasione o l'opportunità di condividerla, oppure con le persone che non conosciamo in modo diretto, e quindi la pubblicazione, ad esempio, può diventare questa possibilità di dare ad altri la possibilità di leggerci e di apprendere qualcosa. Senti, le ultime due cose. Allora, come se qualcuno volesse far parte di questo gruppo? Allora, questo gruppo lo inquadriamo nel contesto dell'organizzazione di volontariato Le Stelle in Tasca, che è stata creata nel 2005, io sono uno dei soci fondatori e da allora noi periodicamente facciamo degli atelier di narrazione e scrittura di sé. Abbiamo 3 diversi percorsi che nel tempo poi sono stati sviluppati. Il primo, che ho chiamato Laboratorio Cittadino di Scritture Autobiografiche, e che accompagna chiunque abbia il desiderio di farlo nel fare l'esperienza della scrittura autobiografica per realizzare una propria autobiografia. Quindi sono dei gruppi che si incontrano annualmente e che io in qualità di formatore accompagno, e poi anche le volontarie e volontari che in questi anni hanno fatto questa esperienza, sono passati attraverso questo atelier per esempio e hanno aderito alla missione della nostra organizzazione di volontariato e sono presenti all'interno dei gruppi per accompagnare anche insieme a me le altre persone rispetto alle varie problematiche, difficoltà che si vanno incontrando, portando con sé la propria testimonianza e la propria esperienza di scrittura autobiografica. Poi ci sono altri 2 atelier che sono stati creati poi per rispondere alle esigenze di qualcuno che voleva continuare a fare un'esperienza del genere, voleva continuare a vivere ancora questa esperienza di gruppo anche con altre persone. Allora sono nati poi nel tempo cercatori di memorie che invece di perorare la causa delle scritture autobiografiche accompagnano le persone a diventare non più i biografi della propria storia, ma i biografi delle storie di altre persone. Molto interessante. Quindi si accompagnano, le persone che partecipano al gruppo accompagnano esse stesse altre persone a scrivere la propria autobiografia e loro ne diventano i biografi. Mentre il terzo? Il terzo si chiama l'immaginario nella scrittura di sé, perché il dispositivo che io fin dall'inizio ho cercato di creare per accompagnare questi gruppi fa riferimento a una pedagogia della memoria e dell'immaginario. È un'etica dell'ascolto sensibile di sé e dell'altro e della reciprocità. Ora, tenere insieme la nostra memoria e anche darci la possibilità di esplorare l'immaginario, tenere insieme
una sorta di pensiero, no? Se vuoi, che viene dopo ciò che abbiamo vissuto e cerca di razionalizzare quello che siamo stati, evocare, ricordare, per restituire senso, perché non poterlo fare anche insieme all'esplorazione del nostro immaginario, che ci dà la possibilità, tenendo inconto a quello che negli anni ho visto caratterizza un po' la vocazione soggettiva dell'immaginario Ah. delle donne e degli uomini, che è proprio quello di entrare in relazione con se stessi, con gli altri e il mondo. Mi viene in mente che è quasi come utilizzare la propria vita come un enorme calderone di spunti, di ispirazioni, no? Quindi non è solamente un appunto racconto la mia vita, ma è proprio utilizzare anche le proprie esperienze, come anche per tirarne spunto attraverso appunto l'immaginario, la scrittura, vari percorsi, anche eh, Sì, infatti veramente dei percorsi, la scusando il nostra gioco di storia, parole. contrariamente a quando riusciamo a pensare, è formativa. Dai, diventa formativa nel momento in cui la riusciamo a guardare dall'esterno, a contemplare in modo diverso ed è formativa anche per chi ci circonda, per gli altri. Senti, ma chi appunto volesse partecipare ha un modo per raggiungervi o per... Sì, allora, noi abbiamo un sito web, mhm. lestelleintasca.org, che viene aggiornato periodicamente con le varie attività che si fanno, un calendario rispetto agli incontri che si realizzano, e quando saremo in grado di completare questo ultimo ciclo di atelier che sono già partiti da diversi incontri, inviteremo chi ci segue e che può contattarci anche per email o lasciandoci il suo recapito telefonico dei nuovi atelier che partiranno entro la fine dell'anno. C'è un limite d'età? No, soprattutto non dobbiamo fare e non dobbiamo creare dei gruppi che si differenziano o per età o per origine sociale. I Quindi gruppi quanto devono più essere eterogenei più possibili. eterogenei possibili perché ognuno apprende dall'altro, sia perché i più giovani, come qualcuno diceva, fanno sentire i più anziani un po' più giovani Ah, e perché i più giovani scoprono delle cose di cui non erano a conoscenza, no? Ma questo mettere insieme ricordi, scriverli, condividerli, come dire, riesce a tessere una memoria che non è solo la memoria del singolo individuo, ma diventa poi una memoria collettiva che riusciamo a riconoscere e a fare propria. certo. Allora, e invece tornando al libro da cui era partita la discussione, quindi Diario di un formatore autobiografico, ricordato bene, sì. Allora, tra 2 settimane verrà presentato, comunque ci sarà la possibilità di incontrarti e di parlare di questo libro.